Siamo sempre con il presidente Curto, Luigi Curto, presidente Confartigianato. Abbiamo visto quindi le questioni fiscali che sono particolarmente spinose. Con la legge di stabilità, anche qui che sta sempre mutuando una richiesta che ci è arrivata, gli artigiani vogliono sapere se c'erano delle novità. Perché? Perché noi in questi giorni abbiamo affrontato con varie categorie e anche con l'ordine dei commercialisti le novità della legge di stabilità, sono emerse cose strabilianti di cui molti non erano a conoscenza e che vanno a cambiare per parecchie categorie le carte in tavola. Peraltro la fiscalità per le piccole partite IVA, che poi è stato detto da Renzi era uno svarione, però insomma comunque alla faccia dello svarione ha, Ha ha provocato provocato molte preoccupazioni. assolutamente, poi non ha variato tanto le aliquote perché alla fine si è rimasti su certi parametri ben diversi dall'inizio. Per quanto riguarda gli artigiani a questo punto, cosa siete riusciti a intravedere dalla legge di stabilità, da annunciare, da dire? Guardi, allora, francamente la preoccupazione anche per noi esiste perché purtroppo, e so che talvolta si ripete, però sono sicuro che chi mi sta ascoltando in questo momento, i miei colleghi in particolar modo, si rendono conto che quello che sto dicendo è una realtà, cioè abbiamo la difficoltà di una norma certa e questo è un problema sacrosanto. Di conseguenza, come dicevo prima, da parte nostra c'è un monitoraggio attento per quanto riguarda la questione della fiscalità. Quindi voi siete vigili sulla cosa? Siamo vigili nei singoli territori, evidentemente provinciali, poi come sistema regionale. Poi abbiamo anche la Confartigianato nazionale che fa la sua parte. Uso il condizionale, dovrebbe fare la sua parte, ma attenzione, non è colpa della Confartigianato nazionale, è colpa degli interlocutori, cioè i tavoli di confronto con il governo, con i singoli ministri, eccetera, vengono indetti, vengono richiesti, però talvolta veramente è un dialogo, no? A senso unico, cioè noi portiamo delle istanze Però e d'altro canto non ci sono delle risposte, cioè veramente stiamo vivendo una situazione fortemente preoccupante. Ci rendiamo sempre più conto che c'è la volontà di accentrare un'altra volta tutto a livello romano, quindi l'accentramento è una preoccupazione in più perché vuol dire essere distanti dal territorio e e non questo comprendere le è un dinamiche. problema, Lei stesso diceva la provincia di certo, Belluno è diversa da quella di Rovigo, anziché assolutamente. quella di Treviso, ma Assolutamente, cioè noi già il immaginiamo. Veneto lo dico è straordinario per bellezza, per peculiarità, però altrettanto ha delle specificità che sono tutte diverse una dall'altra. Già qui la partita diventa complicata. Se poi dobbiamo pensare che talvolta Venezia ci pare distante, no, del governo regionale, figuriamoci Roma. Esatto. Qui purtroppo c'è la volontà un'altra volta di arrivare allo Stato centrale, accentratore, ma accentratore non solo sulle dinamiche fiscali, anche sulle dinamiche di delega che erano prima state date ad esempio alla Regione. È di qualche settimana fa, qualcosa meno, l'ipotesi che ad esempio tutta la questione legata alla formazione, che oggi è in capo alla Regione del Veneto, andasse in capo al governo centrale. Io sono uscito immediatamente sulla stampa dicendo che la cosa era inconcepibile, E cosa perché avrebbe e comportato? questo avrebbe comportato che anziché avere un assessore Veneto, della Regione Veneto, gli uffici preposti con cui dialogare, con cui interloquire, perché il nostro sistema della Confartigianato e anche delle altre categorie, attenzione, ha uno straordinario sistema di formazione continuativa che è fatta per imprenditori e quindi che sono già attivi, ma anche per le scuole che Certo. sono professionali. Un dato recente ha dimostrato che è più facile trovare lavoro con una buona professione, imparata quindi in scuole professionali, Che no, ma così. con un percorso straordinario di laurea dove si creano, no, io dico sempre, dolorosamente anche per le famiglie, no, dei costosissimi disoccupati. Questo è il problema, perché oggi portare un figlio alla laurea costa molto. Invece ci sono alcune scuole professionali che danno possibilità poi di immediatezza nel lavoro. L'ipotesi era quella di portare tutto in capo al sistema nazionale. Oggi invece con la Regione Veneto noi abbiamo instaurato con i nostri sistemi di veneti, perché in questo caso la Conferenza regionale fa da tramite, abbiamo uno dei nostri sistemi che è l'IVL che dialoga con le 7 province del Veneto che hanno i loro centri di formazione e la Regione Veneto e c'è un feedback straordinario. Beh.
e anche direi un rapporto altrettanto straordinario tra provincia e provincia, perché evidentemente ogni territorio ha una sua peculiarità. Allora chiaramente noi andiamo ad investire su corsi seri senza illudere le famiglie che Infatti iscrivono i questo è il propri problema, figli, e su infatti. questo le posso dare garanzia che non ci inventiamo dei corsi finalizzati solo per fare cassa, ma per dare veramente capacità e professionalità ai giovani, tenendo conto poi della attrattività di quel territorio. Adesso mi viene semplice dire, da noi in montagna evidentemente abbiamo una scuola del legno. È evidente che a Vicenza ci sarà la questione della ceramica piuttosto che l'oro. Non andremo certo a No, pensare di infatti. mettere in concorrenza il vetro, no, che è di Venezia rispetto al legno che è delle Dolomiti, su questo è evidente. E c'è questo buon rapporto. Per dire, e allora si torna a una tavola da discorso, di fronte a una cosa che funziona, no, si va a distruggere un sistema senza un'alternativa diretta e con le difficoltà poi di trovare la maniera di dialogare. Quindi è un problema sacrosanto questo, cioè a un certo momento voler pensare di ridurre tutto quanto in termini strettamente meramente economici, senza fare una valutazione attenta di un territorio e dei territori di questo nostro Stato, Diventa. è una cosa gravissima secondo il mio punto di vista, perché, ripeto, il Veneto ha, credo, e i dati ce lo hanno anche dimostrato, al di là di alcune tassazioni, ripeto che, lo Sì, diciamo sì, sì, ma prima, le infatti non motivazioni ho... quali sono, però a me talvolta gli amministratori pubblici fanno anche pena in questo momento perché hanno anche loro delle grosse Sì, sì, no, difficoltà. ma è verissimo, abbiamo Però quando incontrati noi anche più diciamo che volte. abbiamo una realtà veneta che è virtuosa, e lo abbiamo dimostrato in tanti ambiti, non solo Certo, quello sì, sì, dell'impresa, infatti. ma anche quelli di servizio alla persona, perché insomma abbiamo una sanità che ci viene riconosciuta come una sanità di eccellenza rispetto ad altre regioni. E non voglio essere sempre a guardare verso sud, magari guardiamo anche verso ovest, no? Per dire. Allora cosa vuol dire questo? Che ci sono dei modelli che possono essere presi ad esempio, no? Il Veneto Assolutamente, ha infatti. sicuramente degli aspetti importanti. Allora io intendo dire, non è che abbia la bacchetta magica o voglia farla tutto molto semplice, però i meccanismi ci sono. È inutile che mi vengano a dire che non riescono a poter determinare in tempi brevi la differenziazione tra territorio e territorio perché non c'è omogeneità sui dati. Non è vero, perché i bilanci pubblici sono ormai canonizzati. Io credo che con un semplice clic a livello Sì, poi centrale il sia Ministero delle possibile, Finanze, infatti. il Ministero dello Sviluppo Economico sia in grado di avere la fotografia reale e concreta dei costi, in particolar modo della pubblica amministrazione. E quindi laddove ci Ma non c'è sono la e volontà non a c'è la questo volontà, punto. allora diventa molto più semplice pensare di accentrare, di mettere in difficoltà un territorio. Io guardo il territorio veneto che guarda caso, no, è la seconda regione per residuo fiscale attivo. Allora dico, noi veneti continuiamo a, imprese comprese, famiglie comprese, a sostenere fortemente una fiscalità, purtroppo avendo un ritorno però molto marginale rispetto a quello che versiamo. E su questo dico è una cosa inconcepibile. Io sono per la solidarietà, io sono per l'Italia indivisa, però sui Certo, principi del assolutamente. federalismo compiuto era un grande auspicio e mi auguro che questo sia tenuto conto in particolar modo da chiunque sarà il prossimo candidato alle regionali, cioè tener conto che la Regione Veneto deve anche fare un po' la voce grossa nei confronti dello Stato centrale in virtù di questo ragionamento che facevo Ma adesso. allo stato attuale non la sta facendo? Perché visto che comunque abbiamo una direzione regionale sì, di Lega, insomma, della Lega Nord, per carità c'è una coalizione È con una il PDL, coalizione, mi pare che esatto. stiano però vivendo un momento un po' di confusione anche loro al loro interno, hanno anche avuto delle vicissitudini poco piacevoli di qualche mese fa che sicuramente ha gravato negativamente sull'attività, credo anche amministrativa. Lo stanno sicuramente facendo, dobbiamo alzare più i toni, ecco, questa è la verità. Io mi auguro, e su questo stiamo anche noi lavorando, per un progetto politico da presentare, da confrontarsi con i candidati alla prossima tornata amministrativa, ma lo spirito nostro è, al di là di evidenziare le esigenze del nostro mondo, che non sarà un documento fine a se stesso, cioè ce la giochiamo Certo. oggi, attendiamo le elezioni
e poi non so, una resa dei conti tra X periodo, no, no, è una questione importante che vogliamo mettere in piedi, che vuole un po' rivedere alcune regole del sistema, non solo per questa tornata elettorale, ma per un proseguo di lavoro, ripeto, come dicevo prima, se sarà realizzabile questo tavolo dell'economia con le altre categorie economiche, mettendo a fattore comune anche l'esperienza degli altri in questo momento prossimo della tornata amministrativa, con confronti dialettici continui e costanti con la politica regionale, credo che poi facendo un po' di lobby veneta, e credo che questo non sia nulla di scandaloso, possiamo anche rivendicare qualcosa di più a livello romano, essendo anche al fianco di chi democraticamente sarà chiamato a governare la nostra regione. Assolutamente, quindi dopo staremo un po' a vedere anche le risposte alle vostre istanze. E questo, guardi, io mi sento di dire che è un impegno che sottoscrivo perché oggi qui rappresento oltre 60.000 Sì, imprese infatti. e idealmente non è che ce li abbia davanti agli occhi tutti i 60.000, però mi sento, Sa bene che cosa si ho il tratta. carico di dare risposte a chi evidentemente tutti i giorni sta facendo molta fatica e ha, credo, una vita spesa a favore delle proprie imprese, e nelle imprese vuol dire dipendenti talvolta, vuol dire familiari, vuol dire tessuto sociale, quello che dicevo prima. Quindi c'è il sacrosanto diritto che questi nostri imprenditori abbiano risposte coerenti e concrete dalla politica. Ecco, una piccola parentesi, però anche questo riguarda il territorio purtroppo delle piccole imprese nelle zone artigiane del nostro territorio e quindi i casi di insicurezza, perché a parte furti nell'abitazione sono tantissimi nei piccoli capannoni, nelle attività artigianali, abbiamo delle zone che sono veramente devastate e in alcuni comuni in modo particolare gli artigiani hanno alzato i toni dicendo se non intervengono in qualche modo lo Stato, la sicurezza, cioè siamo costretti a difenderci noi, quindi prendendo un po' le difese di quanto del benzinaio di Nanto che ha avuto una reazione a una situazione gravissima, impensabile in un paese civile che però si è verificata. Da questo punto di vista li sostenete perché si sentono soli, giusto? Come i cittadini peraltro si sentono soli. Vede, sarebbe oggi facile dire sosteniamo questa situazione, no? Io invece dico che bisogna fare una grande prevenzione e quindi qui torniamo a dare purtroppo ad additare quelle amministrazioni che non hanno considerato la gravità di non monitorare i territori. Guardi, c'è stato un periodo in cui c'erano delle provvidenze a favore degli enti pubblici, quindi delle amministrazioni comunali, per i piani sicurezza e quindi voleva dire finanziamenti sulle videosorveglianze, sui sistemi di sicurezza, c'erano gli strumenti anche attuativi per mettere le norme, quindi le delibere di giunta che prevedessero anche il monitoraggio dei flussi delle persone che purtroppo senza fissa dimora svolgono attività in maniera abusiva, clandestina e quindi purtroppo non tutti hanno voluto aderire a queste norme che hanno il famoso piano sicurezza messo in piedi dalla Regione Veneto. Alcuni comuni l'hanno fatto, hanno avuto dei risultati positivi perché grazie anche ai sistemi di videosorveglianza poi si è risaliti attraverso le indagini a trovare i malviventi che hanno evidentemente fatto furti piuttosto che agito nelle case private e quindi c'è la responsabilità di chi non ha voluto fare quello che doverosamente un paese civile deve garantire ai propri cittadini evidentemente. Poi ripeto, io sono assolutamente per l'integrazione sempre nelle condizioni del rispetto delle norme, le stesse norme che noi siamo chiamati quotidianamente a rispettare e talvolta non sono sempre rispettate magari da molte persone e si vedono i dati che sono abusivi, venditori ambulanti senza licenze, con prodotti scadentissimi, dove francamente c'è una disattenzione, ma ci sono dei dati no, inquietanti sulla mole di movimentazione economica in totale spreso alle regole economico-finanziarie di questo Ecco, la qua paese. si avvicina sempre più ad altri argomenti che vogliamo affrontare nel poco tempo a disposizione Made in Italy, tutela del Made in Italy Sì. e questo è un altro aspetto importantissimo. Si sperava che nel semestre europeo dell'Italia si ottenesse un riconoscimento significativo, purtroppo non è stato così. Un danno anche per le imprese artigiane, forse anche e soprattutto, no? Soprattutto per le imprese artigiane, perché
Le imprese artigiane, gran parte sono imprese che operano nel territorio nazionale e il mercato di riferimento è il mercato interno. Alcune hanno la possibilità anche dell'export e quindi valorizzare con le marchiature il Made in Italy è un valore aggiunto straordinario, doveva essere un valore aggiunto A straordinario. questo punto cosa resta da fare per riuscire ugualmente a far sì che si possano contraddistinguere e visto che comunque abbiamo dei pesi economici maggiori rispetto ad altre realtà, quindi non è che siamo competitivi a 100. Cosa... E il problema è che non tutte le categorie la pensano come noi, magari ci sono gli industriali in particolar modo che hanno Infatti qui. delocalizzato e nelle loro Quindi siete un po' imprese isolati. ci troviamo un po' isolati. Non tutti i comparti, attenzione, per dire ci sono comparti anche industriali che evidentemente hanno necessità del riconoscimento a marchiatura made in. Questa era una battaglia da condurre in Europa, perché era l'Europa che poi doveva fare la nomenclatura di quali erano i prodotti che dovevano avere il riconoscimento del made in e lì francamente la partita si è un po' persa. Questo semestre di presidenza italiana è passato, direi, come tante altre cose, senza nessun segno eclatante di risultato. È un argomento importante verso il quale anche qui la nostra battaglia diventa forte. È stata importante contro le contraffazioni, abbiamo fatto anche girare uno spettacolo teatrale che ha avuto un Sì, grandissimo assolutamente. successo e dovremo tornare anche in sinergia con altri settori evidentemente che hanno necessità di valorizzare il prodotto made in. Siamo giunti al termine, solo una battuta per quel che riguarda la situazione libica, Presidente. È una situazione preoccupante per evidenti motivi, innanzitutto sociopolitici evidentemente, ma per i dati che riguardano il nostro comparto, ho alcuni dati del Veneto, per noi il mercato libico, il mondo dell'artigianato pesa orientativamente un 146 milioni di euro, le tre province che diciamo maggiormente penalizzate oggi sono Padova, Verona e Vicenza, queste eguagliano 40 milioni di export solo verso la Libia. Abbiamo avuto un calo, ed è importante, pesante, di fatturato verso la Libia del 23%. E la cosa è rispetto alla Lombardia che però ha perso addirittura il 30%, forse abbiamo perso un po' meno, ma sono dati inquietanti. Certo, la Libia nel 2011 aveva già subito una forte contrazione per il nostro mondo perché molte imprese che ci lavoravano hanno dovuto abbandonare in fretta e furia macchinari, impianti e quant'altro. Sembrava ci fosse stata una ristabilizzazione, purtroppo gli eventi di qualche giorno fa fortemente preoccupano queste imprese, allora l'auspicio è che il ricomposto, speriamo, no, governo, governance del Paese abbia anche attenzione di far riprendere un'economia che per il Nord Africa evidentemente è importante perché sono mercati a noi molto vicini e che hanno bisogno di importante trasformazione e credo che noi italiani, in particolar modo il nostro mondo, il mondo dell'artigianato, dove ancora il lavoro si fa con la testa, con il cuore e con le mani, siamo qui a disposizione anche per dar loro veramente una mano per una crescita sociale che probabilmente eviterebbe anche loro di fare i viaggi della Sì, speranza che assolutamente. diventano viaggi talvolta della tragedia. Intervento sì o no, secondo lei? Così. Intervento armato, cioè No, no, io potrebbe essere sono dannoso. assolutamente contro la guerra. Certo, no, no, era proprio perché lei parla anche di attività produttive che si debbono riprendere e dubito alquanto. Grazie Presidente di essere stato qui con noi, di averci aperto su questo spaccato di realtà. Terremo sempre voi telespettatori aggiornati su quanto sta succedendo, avremo occasione di fare anche degli approfondimenti in altre occasioni. Buon lavoro a questo punto e grazie a voi Grazie, di averci seguito. Ci vediamo lunedì. grazie.